Per quanto riguarda l'ospedale di Portogruaro, il centrodestra accusa il sindaco uscente Antonio Bertoncello che non avrebbe fatto nulla o poco per la salvaguardia di questo ospedale che si sta impoverendo, diciamo. Ma qui le responsabilità sono più della regione, del sindaco, com'è la situazione? Dunque, per quanto riguarda la sanità si sa che tutto dipende dalla regione, per cui la politica del governo regionale di centrodestra ha fatto sì che si indebolisse il servizio dell'ospedale di Portogruaro, mentre invece per quanto riguarda l'amministrazione comunale, soprattutto anche con l'assessore alle politiche sociali Morsanuto e con il consigliere Franceschinis, che è presidente del Centro dei diritti del malato, si sono battuti perché i servizi invece rimanessero qui a Portogruaro. Per cui la cosa importante secondo me da sottolineare è che, e si è dimostrato anche in tante cose, i progetti che vengono finanziati dalla Regione sono buoni progetti, cioè quello che intendo dire io è che se un'amministrazione presenta dei buoni progetti, i progetti vengono finanziati. Quando il centrodestra parla di filiera, cioè amministrazione regionale centrodestra, provincia centrodestra e anche comune di centrodestra, questo è un modo di fare secondo me scorretto nei confronti dei cittadini. La regione deve finanziare i buoni progetti senza guardare il colore dell'amministrazione, per cui io sono sicura i servizi sociali e tutta l'amministrazione si è battuta perché l'ospedale avesse dei buoni servizi e continuerà a battersi per questo se la coalizione di centrosinistra continuerà a governare Portogruaro. Per quanto riguarda l'ipotesi di creare un ospedale unico a metà strada tra Portogruaro e San Donà di Piave, cosa mi rispondi? Credo che ci sia da riorganizzare tutto il sistema sanitario, questo è fuori di dubbio, e per quanto riguarda questa soluzione credo che debba essere condivisa, nel senso che tutte le amministrazioni devono essere prese in causa e si debba prendere una decisione tutti quanti insieme. Non deve essere una decisione presa dall'alto, ma deve essere una decisione condivisa con tutte le amministrazioni del territorio. Se dovessi riassumere in uno slogan il programma della tua lista per la Portogruaro che vogliamo, cosa diresti? Ma è un programma preciso e puntuale che ha in mente un futuro per Portogruaro, che ha attenzione per le persone, che ha attenzione per quello che a Portogruaro ha sempre funzionato bene, cioè turismo, agricoltura, piccola e media impresa. C'è attenzione per tutte queste cose e per tutte le realtà e tutte le sfaccettature che viviamo in questa città. Per chi volesse eventualmente mettersi in contatto con voi, avete un sito internet, email? Sì, il sito internet è www.antoniobertoncello.it e all'interno del sito troverete tutti i contatti per poterci contattare. I prossimi appuntamenti, vedo qui un cartellone. Sì, il prossimo appuntamento è appunto per domenica mattina alle ore 10 alla palestra del Mecchia, vicino allo stadio, dove verranno presentate tutte le liste della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Antonio Bertoncello.